Oggi la premiazione nei locali di Palazzo Cessa della Fondazione Cariparo di un importante concorso per quanto riguarda il riallestimento e la disposizione interna della Corte di Palazzo Roverella, una corte importante per la nostra città che anche la Fondazione ha a cura. Siamo infatti con il presidente Gilberto Muraro. Qual è un po' l'importanza di ribadire anche il ruolo dei giovani attivo per promuovere anche un valore di importanza storica come Palazzo Roverella? Sì, ha giustamente sottolineato il carattere particolare che abbiamo voluto imprimere a questo concorso riservato ai giovani, perché ci sembra che sia appunto la carta giusta da giocare. Abbiamo avuto ragione a credere nei giovani perché sono arrivati 12 progetti di alta qualità. I vincitori sono pochi naturalmente, ma tutti i progetti meritano veramente una menzione e siamo fieri quindi anche di poterli esporre, così un arricchimento culturale per la città. Dopodiché procederemo naturalmente a una riflessione attenta ma rapida sui progetti arrivati e cercheremo di trovare molto rapidamente la strada per realizzare queste innovazioni nel cortile che potranno andare ad arricchire una storia di successo come quella di Palazzo Roverella, che ormai si è situata al top delle mostre in Italia, attirando un numero crescente di visitatori. Il cortile potrà consentirci di razionalizzare i servizi, di aprire ulteriori spazi e quindi di potenziare l'offerta culturale alla città e al paese. Oggi a Palazzo Cessa la premiazione di un concorso promosso dalla Fondazione Cariparo per l'allestimento dell'area interna di Palazzo Roverella, una corte importante di un palazzo al centro della nostra città. Qual è anche il pensiero del Comune che vuole anche promuovere quest'area di interesse per tutti? Il pensiero del Comune è sicuramente quello prima di tutto di fare un grande ringraziamento ancora una volta alla nostra Fondazione Cariparo che è sempre molto presente ed è sempre lungimirante per quanto riguarda gli investimenti culturali e artistici del nostro Comune e del nostro territorio. Questo è un concorso che vede coinvolti dei giovani e quindi questo è un altro aspetto sicuramente molto positivo e riguarda ancora una volta la valorizzazione appunto di edifici storici, artistici e comunali che vedono poi in Palazzo Roverella un volano importante anche per le nostre mostre che sono oggettivamente ormai diventate un patrimonio importantissimo non solo per Rovigo ma anche per il Veneto e per il paese perché l'attrattività che hanno è ormai dimostrata.